I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Magica serata amici telespettatori, questa sera alla Fiera di Arsego. Siamo insieme al presidente della Proloco. Salve, lei signor? Enrico Libraron, neoeletto presidente. Come sta procedendo quest'anno l'andamento della fiera? Cosa ci può dire? Allora, dal punto di vista meteorologico tutti quanti siamo stati molto fortunati e quindi possiamo dire che l'afflusso è stato veramente notevole. Abbiamo riempito tutte le nostre... Fabrizio Perotta, presidente del Comitato Paesano Antica Fiera di Arsego, un comitato nato quest'anno dalla volontà della società Ardice Spera, che è la società di calcio del paese, e dalla parrocchia di Arsego. Abbiamo in gestione anche noi parecchie attività con questa fiera e il comitato è nato da poco, da 3 mesi. Per adesso ci sono solo queste 2 realtà, però insomma speriamo presto di ampliarlo a tutte le associazioni del paese per avere un'unica voce e poter collaborare con la Proloco e l'amministrazione comunale. Insomma. E quanto ci è voluto per organizzare tutto questo? Beh, noi stiamo lavorando da qualche mese per l'organizzazione, per la macro organizzazione, dopo per l'organizzazione vera e propria le ultime 4 settimane, direi quasi quotidianamente, insomma. Considera che siamo tutti volontari, per cui insomma lo facciamo dopo il lavoro alla sera, per cui è un carico abbastanza pesante. E le vostre specialità culinarie quali sono? Beh, noi abbiamo lo stand gastronomico con le specialità tipiche, insomma da fiera, da sagra, poi abbiamo lo stand dove facciamo i panini, gli arrosticini abruzzesi, da quest'anno è una novità, e dopo passando comunque ad altre cose che facciamo abbiamo 7 aree di parcheggio tutto attorno, perché ovviamente l'afflusso di macchine è molto notevole, la pesca di beneficenza, la zoopesca che è una pesca particolare dove si vincono anche animali, e quest'anno insieme alla zoopesca è stata fatta la fattoria didattica dove c'erano gli animali in modo che i bambini potessero avvicinarsi e poter toccare. Che per continuare la tradizione di Arsego ovviamente l'impostazione è stata quella dell'antica fiera di Arsego, perché la peculiarità è quella di avere un connubio tra il nuovo e l'antico. Okay. Quest'anno abbiamo avuto il wifi gratis in tutta la fiera per dare la possibilità alla gente di avere un supporto tecnologico e quindi da un punto di vista proprio di essere sempre attenti e conoscere sempre in tempo reale tutte le varie attrazioni che si svolgono ora per ora. Io volevo sottolineare una cosa,
nel ringraziare tutti i volontari che operano nel nostro comune, perché veramente sono tantissimi, tutti si prodigano perché questa fiera possa essere e restare sempre una bella fiera e una fiera di grossa attrazione per la gente. Siamo riusciti anche quest'anno, nonostante tutte le varie difficoltà che ci possano essere in giro, ecco, ad avere un bel Pala Expo, dove abbiamo messo dentro un innumerevole numero di espositori che ci hanno dato fiducia. Speriamo, ovviamente, come ha detto il neo presidente del comitato, di avere sempre più collaborazione assieme per crescere tutti e due assieme e per fare in maniera che la fiera di Arsego possa essere sempre una magnifica attrazione per tutti quanti, e tutti quanti possono sempre ricordarsi che venire ad Arsego è una cosa che non deve mai mancare nel corso dell'anno. Bene, dopo queste sue splendide parole io volevo ricordare al pubblico a casa che l'unione fa la forza e quindi dal piccolo dettaglio possono cambiare tante cose. Grazie e alla prossima. Grazie. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. In me, and you will find infinity, infinity. And time goes by so naturally while you receive infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time. Trust in me,